Amici viaggiatori, ben trovati in un nuovo appuntamento con Viaggiando, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Ancora ospiti dall'altopiano di Esiago e dei 7 comuni per una puntata secondo me molto particolare, speciale e interessante, specialmente per tutti gli appassionati degli itinerari, dei percorsi della Prima Guerra Mondiale. Infatti oggi sarà dedicata tutta ai forti dell'altopiano. Tutto questo tra pochi istanti, subito dopo la sigla. I nostri affezionati telespettatori avranno già riconosciuto Gianni Frigo, guida naturalistica ambientale dell'Altopiano, amico di Viaggiando dell'associazione Guide Altopiano. Ho voluto Gianni perché oggi abbiamo detto facciamo una puntata un po' particolare, una puntata dedicata ai forti, visto il nostro grandissimo archivio, e quindi possiamo prendere qualcosa anche fatta nelle stagioni precedenti. 4 sono i forti protagonisti principali qui nell'Altopiano. Certo, cominciando da ovest abbiamo il Forte Corbin, che era parte integrante dello sbarramento della Val d'Astico, poi c'è il Forte Campolongo in funzione anti-Belvedere, diciamo così, cioè antagonista del Forte Belvedere che stava dalla parte opposta, quindi costruito dagli Austro-Ungarici, il Forte Verena, il dominatore dell'Altopiano, il più alto di tutti, quello che metteva soggezione agli austriaci e che per il primo mese almeno di guerra è stato in assoluto in grado di dominare incontrastato sulla piana della Vezzena e sulla Val d'Assa. Poi abbiamo il Forte Lisser, che è il più orientale, diciamo, che si inseriva nel sistema di sbarramento della Val Brenta e della Val Sugana. In pratica l'allineamento di questi forti, che sarebbe dovuto essere un deterrente straordinario rispetto alla minacciata invasione da nord, diciamo lungo il saliente trentino, da parte dell'impero austro-ungarico, in realtà si sono rivelati quasi inconcludenti. Perché? Perché gli austriaci nel frattempo avevano sviluppato la loro tecnica nelle artiglierie, avevano prodotto un mortaio Skoda da 305, le cupole corazzate dei nostri forti erano in grado di resistere a colpi di artiglierie analoghe a quelle che erano montate sulle torrette, quindi 149. All'epoca in cui sono stati progettati i forti erano i grossi calibri, all'epoca in cui si è entrati in guerra e i forti sono serviti erano dei calibri medi, d'accordo, quindi completamente sorpassati. La prova è stato che al terzo colpo il Forte Verena è saltato per aria. La tragedia ha comportato la morte di una quarantina di soldati più il comandante capitano Trucchetti, che comandava il Forte Verena, ma la tragedia più grossa non è neanche stata questa, è stato il fatto che la dimostrazione che le artiglierie mobili di campagna erano in grado di distruggere opere corazzate come il Forte Verena ha messo in crisi la convinzione su cui si era basato la disposizione dell'esercito sull'altopiano. Perché? Perché i forti sono stati smantellati, o meglio, sono stati tolti dai forti le artiglierie. C'è da dire che quando noi siamo entrati in guerra eravamo scarsamente dotati di artiglieria, soprattutto la prima armata, che era quella che difendeva l'altopiano. Che cosa è successo? Che sono stati estratti i cannoni dai forti, qui dietro si vede ancora il sistema di argani che serviva per montare e smontare i cannoni dalle torrette, e sono stati messi in postazione all'esterno o addirittura sono stati trasferiti presso truppe operanti nella zona di Borgo e via di seguito. Quindi in pratica alla fine di tutto il Forte Lisser era rimasta una sola torretta col cannone da 149 che poteva effettivamente fare fuoco, perché gli altri cannoni erano stati portati fuori e sistemati su posizioni mobili scavate qui di fianco sulla strada, sempre nel intento di interdire il transito, e poi in effetti sono stati utilizzati durante la battaglia delle Melette, però al di fuori del forte, perché quando era stato inquadrato dal tiro avversario il forte non dava più garanzie di poter
essere sufficientemente protettivo nei confronti degli artiglieri e dei cannoni. Gianni, io ti ringrazio per quest'ampia premessa, quindi per noi è arrivato il momento di iniziare la visita e la scoperta del primo forte, infatti andiamo a Forte Corbì. Comune di Roana, altopiano di Esiago e di 7 comuni, naturalmente provincia di Vicenza. Come anticipato prima della sigla, oggi siamo alla scoperta e alla visita di Forte Corbin, ospiti della famiglia Panozzo di Ilaria che ci farà da guida turistica. Pensate, questo è un forte privato di proprietà della famiglia Panozzo dal 1942. Dall'85 è partito a carico della famiglia Panozzo un'opera di restauro e di ripristino di questo forte molto interessante. Innanzitutto grazie per l'ospitalità Ilaria. Vogliamo parlare un attimo dell'importanza che ha avuto questo forte nel primo conflitto mondiale? Sì, il forte di Punta Corbin è stato costruito a partire dal 1906 e questo già significa, fa capire insomma, che la costruzione delle fortezze dell'altopiano era cominciata molto prima dello scoppio della guerra, perché evidentemente già si prospettava un successivo conflitto, anche se magari non a livello mondiale. Il forte di Punta Corbin nella fattispecie è uno dei forti più grandi dell'altopiano di Asiago, perché era stato costruito a strapiombo sulla Val d'Astico e aveva proprio lo scopo di difendere la Val d'Astico, che sarebbe stata un'autostrada, una via facilissima per gli nemici per conquistare la pianura veneta e poi tutta la regione. Per questo il Forte Corbin doveva avere un ruolo fondamentale ed è stato costruito con 6 postazioni di cannoni proprio per essere più forte rispetto ad altri forti più piccoli che ne avevano 4. In realtà però poi questo forte, come gli altri forti italiani, si è rivelato non molto forte, in quanto era cambiata nel frattempo la tattica di guerra. Di conseguenza, dopo solo un mese dall'inizio della guerra, nel giugno del 1915, è stato disarmato dai cannoni perché dopo il disastro del Forte Verena si era capito che i forti italiani non avevano avuto una costruzione adeguata alle armi dei nemici. Sì, questa è una storia che abbiamo risentito molte volte visitando i forti dell'altopiano, questa carenza appunto della costruzione rispetto appunto a quelle che erano state le fortezze invece degli austro-ungari. Sì, infatti, la tattica, i forti italiani di per sé sarebbero stati molto forti perché costruiti comunque in modo massiccio come dovevano essere. Il problema è che appunto cominciando con così tanto anticipo rispetto all'inizio della guerra, nel frattempo la balistica, insomma, le armi, le tattiche militari si erano evolute e proprio per questo quindi i forti italiani si sono rivelati impotenti per resistere ai colpi nemici, proprio perché se i nemici avevano basato la loro forza sulle armi, gli italiani invece sui forti, e questo era una discrepanza nella tattica di guerra che ha comportato il disarmo dei forti italiani e quindi il successivo cambiamento della rotta della Grande Guerra sull'altopiano. Cambiamento tattico. Abbiamo detto quindi dopo un anno questo forte viene disarmato e quindi viene anche abbandonato. No, dopo meno di un anno il forte viene disarmato, dopo solo un mese dall'inizio della guerra. Vengono tolti i cannoni che vengono dislocati nei boschi circostanti per essere meno visibili e quindi meno localizzabili, e al posto dei cannoni vengono messi qui a Forte Corbin dei tronchi d'albero per far sì che da lontano i nemici pensassero che il forte era ancora armato. Questa sorte l'hanno avuta tutti i forti dell'altopiano, questa sorte di asportazione dei cannoni. Non viene comunque abbandonato perché comunque si è nel bel mezzo del conflitto tra Italia e Austria-Ungheria. Infatti il forte ha avuto una grande importanza, diciamo, anche se era disarmato dai cannoni, nel 1916 durante la spedizione punitiva, ed infatti è stato anche conquistato dai nemici per un mese, occupato dal maggio a giugno del 1916 durante la Strafespedition, in cui i nemici riuscirono ad oltrepassare la Val d'Assa, a conquistare Forte Corbin e arrivare a Montecengio. Poi a Montecengio, sappiamo, c'è stato un grandissimo scontro con i granatieri di Vigna e nel corso del maggio-giugno del 16 i nemici sono riusciti a conquistare gran parte dell'altopiano. Fortunatamente poi la resistenza dei nostri eserciti ha permesso che poi gli austriaci si ritirassero di nuovo. Però il Forte Corbin appunto è stato terreno di contesa tra italiani e austro-ungarici.
questo scambio insomma, di controllo della fortezza ha provocato anche poi delle conseguenze sulla fortezza stessa, che poi visitando il forte vi illustrerò, proprio perché gli italiani, ritirandosi sapendo che arrivavano gli austriaci, hanno provocato dei danni, e a loro volta anche gli austriaci, una volta che hanno deciso di ritirarsi, hanno provocato ulteriori danni. Questo per far sì che l'avversario non trovasse difficoltà nel vivere nella fortezza. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Vi voglio ricordare che questa è una puntata speciale, stiamo cercando di proporvi un po' i forti dell'altopiano, i grandi protagonisti. Tra l'altro Gianni, dicevamo anche qualche settimana fa in una puntata dedicata a Forte Lissa, il forte che ci sta ospitando in questo momento, una delle peculiarità di forti altopiano che sono praticamente dal punto di vista di presentazione uno diverso dall'altro. Certo, ad esempio qui abbiamo la corsia del ponte mobile che poteva essere ritirato all'interno del perimetro del fossato di Gola e quindi impedire il transito, mentre invece tipicamente a Forte Campolongo c'è una bellissima galleria scavata nella viva roccia che poteva essere interdetta al transito chiudendola, e per accedere al Forte Campolongo ancora adesso è necessario attraversarla. Da notare che tutto il sistema di comunicazione tra i forti e le caserme, non tutta la guarnigione risiedeva permanentemente dentro il forte. Nel forte risiedevano quelli che erano di turno per il servizio ai cannoni, ai punti di osservazione, ai comandi. Gli altri soldati erano in caserme che venivano costruite di solito in posizioni defilate dal tiro avversario, quindi al riparo dai colpi d'artiglieria avversaria, ad esempio a Campolongo sopra un'immensa piattaforma costruita a terrazza sopra il salto del Campolongo, del Monte Campolongo. Abbiamo parlato di Forte Campolongo e naturalmente lo proponiamo subito ai nostri telespettatori. Forte Campolongo. Viaggiatori, ben trovati. Come abbiamo detto nel presigla, oggi puntata dedicata alla storia, all'ambiente, alla natura. Sapete, è il mio grande punto d'orgoglio. Da 3 anni seguiamo un grande progetto, il progetto dell'Ecomuseo delle Prealpi Vicentine, e ho il piacere di avere qui con me Mirko Carollo della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni. Sì, perché siamo in Veneto, in provincia di Vicenza, sull'altopiano di Asiago e dei Sette Comuni. Mirko, vogliamo spiegare a tutti i nostri telespettatori cos'è questo Ecomuseo Grande Guerra Prealpi Vicentine? Sì, si tratta di un grande progetto
promosso fin dal 1996 dalla Comunità Montana di Asiago, quindi l'aspettabile reggenza dei 7 comuni, un progetto che coinvolge vari enti a vari livelli, quindi 4 comunità montane dell'Alto Vicentino, la provincia di Vicenza e la Soprintendenza ai beni culturali di Verona, in rappresentanza chiaramente del Ministero. Grazie ad un finanziamento ottenuto alla fine del 2004 si è potuto dare avvio a questo grande progetto di recupero che coinvolge larga parte del territorio delle Prealpi Vicentine, coinvolgendo circa una ventina di siti o di ambiti che sono stati selezionati per la loro importanza a livello storico della Prima Guerra Mondiale. E questo del Forte di Campolongo è il primo ambito che vede la conclusione dei lavori e pertanto oggi siamo qui per farvi vedere appunto la conclusione degli stessi. Vogliamo ricordare anche quali sono gli altri siti importantissimi, tra cui ricordo naturalmente Monte Ortigara, che è stato forse uno dei primi interventi iniziati qualche anno fa. Sì, contestualmente a questo stanno andando avanti altri lavori molto importanti che sull'altopiano di Asiago nello specifico riguardano l'Ortigara, ad esempio il Monte Cengio, e altri lavori molto importanti il Forte di Interrotto. E diciamo che come importo lavori la metà dell'importo complessivo destinato dal Ministero viene spesa appunto sui luoghi dell'altopiano di Asiago. Si tratta di una somma abbastanza importante, circa 6 milioni di euro, quindi circa 3 milioni di euro sono destinati all'altopiano di Asiago. Per dare un'idea delle cifre in gioco, la somma invece spesa su questo sito è di circa $500.000 di euro. Sì, comunque complimenti, perché ricordiamo in queste zone, in questi siti dove sono stati fatti dei lavori, la situazione sia meteorologica che logistica non è stata delle più facili. Certo, i lavori sono iniziati qui all'inizio del 2006 e si sono protratti per 3 anni, tenendo appunto in considerazione il fatto che in questo sito a oltre 1700 metri di quota si lavora per circa 3-4, se va bene 5 mesi all'anno, a causa chiaramente delle intense nevicate, come l'ultimo anno, e delle temperature che non consentono di fare lavori in calcestruzzo. Pertanto 3 anni è la tempistica che abbiamo utilizzato per portare al termine questo lavoro. Comunque veramente complimenti. Noi tra l'altro in questa puntata faremo un po' un'ambientazione storica di quello che è successo in questo sito e vedremo appunto i lavori. Tra l'altro noi abbiamo anche la fortuna, essendo stati in questa zona negli ultimi 3 anni, una volta all'anno, anche di vedere proprio quello che è stata l'evoluzione e l'avanzamento dei lavori. Ricordo che è stato inaugurato proprio pochi mesi fa. Ma a questo punto andiamo alla scoperta di Forte Campolongo. Ad attendermi in questo piazzale, con mio grande piacere, ritrovo l'architetto Andrea Simeonati, progettista e direttore di lavori proprio qui a Forte Campolongo. Ben ritrovato, architetto. Vogliamo fare un po' un'introduzione storica di quella che è stata la storia di questa fortezza? Sì, Forte Campolongo faceva parte della linea dei forti italiani che era stata costruita in contrapposizione alla linea dei forti austro-ungarici. Insieme a Forte Verena e a Forte Corbin e a Forte Campomolon appunto costituiva la linea di resistenza che tra il 1908 e il 1914 l'esercito italiano costruì proprio in previsione dell'ingresso nelle operazioni belliche e si contrapponeva alla linea dei forti austriaci che era composta da Forte Luserna, da Forte Verle, da Forte Spitzwezena e poi tutta la linea dei forti che vanno dal Dos del Sommo, Sommo Alto e così via. È una storia molto breve però, proprio dall'interno del conflitto della Prima Guerra Mondiale. Sì, il primo conflitto mondiale era stato pensato dai vertici militari italiani come un conflitto di posizione, cioè l'uso della tecnologia. In realtà poi non è stato così. E questo forte ha iniziato appunto nel 1915 le operazioni belliche, poi è stato conquistato dalle fanterie austriache e non ha più avuto alcun seguito durante il conflitto mondiale, per cui in realtà la linea dei forti italiana pensata appunto dai capi di Stato Maggiore dell'esercito italiano ha avuto ben poca fortuna nell'ambito poi generale del conflitto.
Ritornando nello specifico su questo forte, vediamo un ingresso molto imponente scavato direttamente nella galleria. Sì, i progetti redatti appunto dai comandi italiani prevedevano una situazione logistica ovviamente ben pensata, perché dovevano da un lato essere ben nascosti nel paesaggio montano, per ovviamente vanificare i tiri dell'artiglieria nemica, e soprattutto dovevano garantire le minori perdite possibili. E voi state appunto vedendo delle immagini in cui la situazione logistica prevedeva un ingresso in galleria dove ci sono ancora le polveriere, quindi venivano accantonate tutti i cartocci, che poi sempre in galleria venivano portati alla batteria. Sempre dall'ingresso che avete visto c'erano poi il collegamento con le casematte appunto dei soldati dove vivevano, dove svolgevano tutte le loro attività, sempre ovviamente al coperto. Architetto, noi ci troviamo nella piazza d'armi davanti alla batteria, tra l'altro è veramente impressionante il lavoro di recupero che avete attuato. Sì, abbiamo fatto un lavoro di cui siamo orgogliosi, in primo luogo la comunità montana perché ha creduto in questo progetto e soprattutto perché abbiamo avuto un ottimo riscontro di presenze. Molti turisti ma anche molti altopianesi hanno riscoperto un luogo che, come potrete vedere poi nelle bacheche esplicative, era veramente ridotto a un cumulo di macerie, e abbiamo restituito anche una dignità storica a un immobile che ha una sua valenza culturale. Il progetto prima di tutto ha una sua valenza culturale, cioè quello di riconoscere un momento fondamentale della storia dell'unità d'Italia, che è la Grande Guerra. Pochi giorni è stato armato questo forte? Questo forte ha avuto una vita breve dal punto di vista militare, cioè dal 1915 al maggio del 1916, quando gli eserciti imperiali austro-ungarici misero in atto la Strafe-Expedition, cioè la spedizione punitiva che, come ricordo spesso, voleva portare i confini tra l'impero austro-ungarico e l'Italia al Po. E da quel momento poi il forte è sempre stato in mano austriaca e fino alla fine del conflitto. Il tempo, come si suol dire, è tiranno. Noi pensavamo di proporvi tutti i 4 forti in un'unica puntata, però per gli altri 2 forti, Forte Verena e ripercorrere Forte Lissere, vi do appuntamento alla settimana prossima. Infatti siamo arrivati alle battute finali anche di questa puntata. Voglio ricordarvi comunque, come di consueto, che se volete mettervi in contatto con noi, viaggiando@telechiara.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. In più, se volete rivedere anche questa puntata, è a disposizione del nostro canale di YouTube Telechiara Produzione, o su qualsiasi motore di ricerca. Il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Per oggi è tutto, l'appuntamento con i forti dell'altopiano è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete. Naturalmente viaggiate assieme a noi.